Bene, buongiorno a tutti, un cordiale saluto e grazie a chi sta da questa parte del tavolo e direi soprattutto ai giovani, a voi che state di fronte. Io avevo qui un paio di cartelline, ero incerto su cosa dire, mi verrebbe da cambiare discorso, da farne un altro proprio, vedendovi, perché mi viene da dire che c'è anche questa parte del paese, c'è anche questa Italia. E ormai sono reduce da una bella esperienza, ieri sera fino a tardi, serve a dire fino a stanotte a Vittorio Veneto, dove c'erano i vostri giovani colleghi, siamo stati a discutere fino a tarda notte e sono più che mai convinto, riprendendo quello che diceva il Presidente della Fondazione, che il centro sta alla periferia ormai. Forse non sta a Milano, a Napoli, a Roma, nella mia Bologna, ma che per alcune cose, per trovare chi ci crede e che pensa che ancora si può fare, forse bisogna andare alla periferia. Ho l'impressione, girando l'Italia da Agrigento a Bolzano, che il centro stia nella periferia oggi del paese. Mi fa piacere qui che ci sia la stragrande maggioranza di giovani, anzitutto perché laddove l'età media è bassa io mi trovo bene, insomma. E poi perché questo libro è dedicato a voi, è dedicato agli studenti della mia alma mater e agli studenti di ogni dove. Girando l'Italia, ora più che mai, ho scoperto, e l'ho detto 48 ore fa esattamente, di fronte al Capo dello Stato, inaugurando l'anno accademico Tor Vergata, caro Presidente, la scuola italiana insieme all'università è la realtà più prestigiosa, più credibile e più sana che ci sia. Questo sono disposto a difenderlo di fronte a qualunque tribunale. Vedete ragazzi, voi avete una grande fortuna. È vero che il vento oggi spinge non come quando io avevo la vostra età, allora spingeva alle spalle, ora spinge in faccia, però ad altri spinge più che in faccia che a voi. Ci sono vostri coetanei che stanno fuggendo inseguiti dalla fame, dalla guerra, dalla persecuzione, che non studieranno mai. E oggi nel nostro paese ci sono dei vostri coetanei in alcune parti del paese che voi per le calamità naturali o voi per la malavita non studieranno mai. Una grande fortuna. E questo non dipende dalle buone stelle o dalle cattive stelle. Questo dipende, sapete da chi? Da due categorie. Dai vostri genitori che vi hanno portato fin qui e soprattutto dagli insegnanti che vi permetteranno di continuare. E allora, per dare il giusto là a questa bella assemblea, io invito tutti voi studenti a fare un bel applauso ai genitori e ai vostri insegnanti. Così capiscono come si comportano. Perché io credo che il sentimento più bello sia quello della gratitudine. Io non ho mai preteso nulla, ho chiesto tutto nella vita, non ho mai, come voi, non chiedete nulla ma pretendete tutto. E quando torna indietro un grazie, uno ha fatto giornata, è il sentimento più bello. Imparate a dire grazie, che è un segno di nobiltà dell'anima. Vedete, oggi io sono particolarmente contento, vedo dei volti, persone che hanno già, alcune le ricordavo anche bene, mi hanno detto: abbiamo studiato con lei a Bologna, abbiamo fatto un corso su Lucrezio, quando Maria Luisa diceva il suo Lucrezio, è vero, il mio Lucrezio, per cui mi ha fatto vigilare noctes serenas, e non erano notti tranquilli quelle di Lucrezio, non era un tipo tranquillo. Ma sapete cosa vuol dire le noctes serene? Deriva dal latino seresco, rendo asciutto, secco. Sono le notti stellate del bellunese, quando la temperatura va sotto 10 gradi, ci sono le stelle, sono le notti stellate, le notti serene sono quelle. Immaginare Lucrezio
se fossi un attore, un narratore, ci farei qualcosa. Immaginare questo uomo isolato che a Roma era un errore anagrafico perché rifiutava la religione e la politica, i due capisaldi dell'ideologia romana, immaginarlo di notte che dice: io devo vigilare notte serena durante le notti stellate. Per che cosa? Per creare nuova verba, nuove parole, perché lui aveva 9 res, aveva una rivoluzione da propagandare. Ma chiudo la parentesi perché io sono innamorato di Lucrezia. Quando uno è innamorato perde la testa, è vero. Si scrive soltanto, è stato detto, una metà del libro, l'altra metà è affidata al lettore. E io sono sicuro che oggi, andando via da qui, questo mio libro, che è la sintesi così di 40 anni del mio pensiero, un piccolo manifesto sui classici, io credo che oggi si aggiungerà una pagina in più, si completerà, perché solo laddove uno incontra lettori attrezzati con le antenne un libro si compie, come un film. È inutile che il regista lo faccia a Cinecittà Hollywood, poi il problema quando va in sala è lì che si compie, perché il regista ne fa una metà, l'autore scrive metà del libro, l'altra è affidata a voi. È curioso, io dovevo congedarmi il 31 ottobre dalla mia carica di rettore dell'Alma Mater di Bologna, caro Alberto, e allora i rettori precedenti o altri, quando si congedano, ognuno si inventa un concerto con un grande musicista, o una grande festa, o un convegno, o qualcosa di mega. Io ero in montagna dalle vostre parti, qua un po' più in alto, ho detto: io mi congedo. Come mi congedo dopo 6 anni dove ho sperimentato il Today Notaton, le cose più stupende, più meravigliose, più tremende. Sono uscito da questa esperienza sfinito e felice di 6 anni direttore dell'Alma Mater, amministratore di un condominio di un certo peso, 87.000 studenti, 6.000 dipendenti, 1 milione di metri quadri. Se ci penso adesso mi fa paura. Allora ho avuto una sana incoscienza da non pensarci. Allora ho detto: come mi congedo? Ho detto: mi congedo rivestendo l'abito del professore. Convoco la città, l'università e gli studenti. Allora erano quasi 2.000 che sono venuti. Ho detto: racconterò loro che cosa ha rappresentato il latino nella mia vita personale e pubblica, che cosa mi ha dato. Latino, ma si scrive latino, come ho detto nel libro, ma si legge greco, italiano, storia, filosofia, humanities. Si scrive latino, ma si pronuncia classici. Ho voluto raccontare cosa ha dato la mia vita personale e politica pubblica, visto che ho fatto l'amministratore a Bologna per 3 mandati comunali, dal 90 al 2004, e poi anche rettore dell'Alma Mater. E allora, invece di attardarmi nel difendere il latino sotto le accuse di lingua inutile, lingua reazionaria, preferisco un altro percorso: non perdere tempo con le persone incolte, ma invece cercare di fare un approfondimento culturale, raccontare questi 3 doni che hanno fatto il latino, che lo possono fare a chiunque, e dimostrare per questa via che il latino è utile. Col latino e i classici si può fare a meno, ma si vive meglio, e che il latino non è qualcosa di cadaverico, ma il futuro nel sangue. E allora ho raccontato quella sera, vorrei ripetere qui a voi che cosa mi ha dato il latino: il primato della parola, già stato detto, la nobiltà della politica e la centralità del tempo. E poi vedremo di fare un affondo sul problema, il rapporto tra humanities e mondo digitale, vero, e tecnologie, per stare all'ordine del giorno, perché noi, chi ha studiato i classici, non ha paura delle novità, anzi le invoca e non vede l'ora di sfidarle, inseguirle, esaltarle, attaccarle e difenderle nel segno del più e del meno, consapevoli che viviamo in un periodo, come ha detto Paul Ricoeur, che è un po' a rischio, perché ha una atrofia dei fini e una ipertrofia dei mezzi. Dobbiamo bilanciare un po'. La parola.
Io 30 anni fa ho detto in consiglio di facoltà dei colleghi di comunicazione, tutti proiettati sul moderno e sul postmoderno, c'era lì presente il caro Umberto Eco, dico Umberto, insegna ai tuoi allievi che la comunicazione, la parola non è iniziata con te, è iniziata prima, tu che sei colto. Dico, di che mettono nel piano di studi retorica classica, non l'hanno messa perché non erano colti. Perché Umberto sapeva bene che la retorica è iniziata non con lui, non col corso di comunicazione. Io comincio da ieri a raccontarvi questa storia e vi dico che è cominciata 25 secoli fa, praticamente ieri. C'è un grande filosofo del VI secolo che per dimostrare il potere della parola cosa ha fatto? Ha preso la persona più screditata e discussa dell'antichità, Elena, e ha detto ne faccio l'elogio, e ha scritto l'elogio di Elena per dimostrare che alla parola tutto è possibile, perché dice lui la parola come un potente sovrano nonostante il suo corpo minuto, smicrotaton soma, qui vero lo Stellini il classico regno sovrano il greco, nonostante il suo corpo piccolissimo compie miracoli, tsaumastà, cose meravigliose. Perché cosa fa la parola? La parola può spegnere la paura, eliminare la sofferenza, aumentare la pietà, crescere la compassione. Tutto è possibile alla parola, tutto è possibile. Cicerone, su questa lunghezza d'onda, un Cicerone appena ventenne scriverà un De Invenzione e lo apre con questa domanda. Mi chiedo, per la politica, è maggiore il danno o il bene che fa la parola? E Cicerone risponde, quando metto mente alla fondazione di tante città, alla redazione di tante costituzioni, alla fine di tante guerre, debbo constatare e ammettere che grande è stato il potere degli eloquentes, degli eloquentissimi homines. Il latino dice eloquentes, non loquentes. Loquentes sono coloro che parlano, gli eloquentes, quelle non è le preposizione moto da luogo, ex, uscire, venire da, no, è quelle perfettivizzante, aspettuale, che vuol dire coloro che parlano bene, che parlano con esito felice, che parlano in modo etico, che coniugano con l'ars dicendi, con la sapienza. Quando lo Stato è proprietà degli eloquentes, allora c'è la luce per la Repubblica. Ma Cicerone continua, consapevole del duplice taglio della parola, dice: ma se per converso pongo mente alla distruzione di tante città, al fallimento di tante costituzioni, allo scoppio di tante guerre sociali e civili, debbo dire che questo è responsabilità di chi? Dei disertissimi homines. E chi sono i disertissimi homines? Sono i furbi della parola, gli abili parlatori, i demagoghi. Quando la parola è in proprietà loro, allora è la notte della Repubblica. E Cicerone leggerà tutta la storia di Roma dall'alba della Repubblica fino al tramonto in questo duplice segno, a seconda che la parola, perché a Roma la retorica tiene il posto che in Grecia teneva la filosofia, a seconda che sia proprietà degli eloquentes, allora c'è la luce, l'alba. Gli eloquentes, quando invece è proprietà dei disertissimi, dei demagoghi, allora c'è la notte della Repubblica. La parola tutto può. Lucrezio, il mio Lucrezio, nell'inno vero a Epicuro dice lui è stato un dio Epicuro, perché a differenza di Ercole, che ha distrutto i mostri con le armi, lui ha distrutto i due mostri interiori della cupido e del timore, di queste due passioni negative che ci turbano, con che cosa? Con la parola. Ercole ha distrutto i mostri con le armi, il maestro greco li ha distrutti con le parole. E dice il prologo, dictis non armis, con le parole. Quando in una delle nostre edizioni sui classici a Bologna
siamo arrivati al 15° ciclo, abbiamo fatto 60 giovedì del mese, tutti i giovedì che Dio mi ha mandato in terra dal 2002 a oggi, li abbiamo occupati coi classici, abbiamo censito 96.000 presenze fisiche, più quelle online, in streaming, è vero. Un ciclo è stato dedicato alla parola. E lì allora Daniele Del Giudice, che io amo ricordare perché è un caro amico che adesso sta male, sta insopportabilmente male e irreversibilmente male, ha fatto un dialogo con la parola. Lui che si rivolgeva alla parola e alla fine la parola ha detto: caro Daniele, io ormai sono ridotta alla merce, come il ferro, il legno, il carbone. Io sono una materia, ma da materia prima sono stata ridotta a merce. In quella stessa sede Umberto Eco ha preso come simbolo della parola la favola del lupo e dell'agnello. Sembra una favola che a noi fa sorridere, innocente. Umberto Eco ha detto: quello segna la creazione del nemico, perché all'insegna della retorica e della prevaricazione. C'è questo lupo che è superior stabat e l'agnus che stava inferior. E il lupo che dice: ma come, tu agnellino mi stai inquinando l'acqua? Ma come, dice l'agnello, dice: tu sei alla sorgente, io sono in basso, come faccio a inquinarti? L'acqua va in discesa. Beh, insomma, se non sei stato tu in passato, sarà stato uno dei tuoi e se lo mangia. La retorica della prevaricazione, la parola che crea il nemico. La parola può anche creare la guerra, ma anche eliminarla. Cicerone dice che con la parola cosa hanno fatto? Plurima bella restinta, anche moltissime guerre sono finite. Lo riprende questo passaggio indirettamente, forse senza conoscerlo, Elias Canetti, un autore che io amo molto, nella coscienza delle parole. Alla fine ha un paragrafo dove dice: ho trovato una testimonianza di uno scrittore che ha scritto, scritto alla vigilia dello scoppio della Prima Guerra Mondiale: se io fossi davvero uno scrittore dovrei essere capace di impedire la guerra. Dice Elias Canetti: ma chi è questo? Questo è un arrogante, un folle, un presuntuoso. Uno scrittore che dice: se io fossi davvero uno scrittore dovrei essere capace di impedire la guerra. Elias Canetti ha detto: l'ho riletto quel biglietto, quell'appunto, e più lo leggevo e più lo trovavo segno non di boria, non di presunzione, non di arroganza, ma di grande responsabilità. Perché se alla guerra, dice Elias Canetti, si è arrivati con parole su parole usate a sproposito, perché col percorso inverso, usando le parole giuste, le parole a proposito, non possiamo impedire la guerra? Ecco, la parola e la politica, la parola e la guerra, un gran bel tema. Noi che cosa facciamo per oggi? Noi non usiamo le parole, usiamo i vocaboli, che sono le parole morte. Voi aprite il vocabolario mettendovi alcune volte le mani ai capelli perché voi ancora ne avete tanti, dice: ma qui c'è la parola ratio, la parola dux, imperatore, e poi la parola res, Madonna, 3, 7, 10 significati, come traduco? Quello è un ossario morto, quello è il vocabolario, quelli sono vocaboli. Voi dovete scegliere la parola giusta, alitare, dargli la vita e diventa parola. C'è una bella differenza tra il vocabolo e le parole. Noi oggi, a me viene in mente il lamento di Sallustio che dice nel Catilina: nos amisimus vera vocabularerum. Noi abbiamo smarrito il vero significato delle parole e siamo qui, abitanti di Babele, in attesa di una sorta di Pentecoste laica per capirci, perché usiamo con la stessa parola cose diverse, con parole diverse la stessa cosa, tutto un gentese così dove non ci si capisce più, perché confondiamo la parola con la comunicazione. La parola è prima, mi ha insegnato un monaco di Bose che è stato mio allievo, Luciano Manicardi. La comunicazione è seconda, tanto è vero che la chiamiamo, l'altro giorno Corretto Novelli, il rettore di Tor Vergata, parlando nella sua relazione da rettore inaugurando l'anno accademico, lui ha detto i media. Io ho detto no Giuseppe, io dico media, perché è plurale di medium, media, latino. La comunicazione è il mezzo, quella è seconda, viene dopo, la parola è prima. Un poeta delle vostre terre, di Padova, Fernando Bandini, c'è qualcuno che lo conosce, ne ha sentito parlare?
Fernando Bandini, poeta trilingue, dialetto italiano-latino, ha dedicato una poesia al suo caro amico Andrea Zanzotto. Questo già vi dice di più, è vero? Morto Zanzotto, lui dedica una poesia e sentite cosa dice. Andrea, in quale universo io devo immaginarti ora? In quale idea? In quale immagine? Qui l'etimologia forte, greca. Forse, Andrea, sei in quell'universo dove le cose non ancora create erano già parola? La parola che preesiste alla cosa. Non c'è bisogno di andare a Genesi 1:1 oppure al Vangelo di Giovanni, che dicono la stessa cosa. Anche da un punto di vista laico, epistemologico, la parola viene prima, la comunicazione seconda. Parlare bene è importante. Oggi noi siamo tanto giustamente presi dalla preoccupazione dell'ecologia ambientale. C'è un'altra ecologia, amici, ragazzi, colleghi, c'è bisogno di un'ecologia linguistica. Lo diceva Platone, Fedone, 115, andate a vedere, parlare scorrettamente, oltre a essere una cosa brutta in sé, fa male anche all'anima. Cacon tais psichais, porta male alle anime. Parlare male. Noi oggi cosa facciamo? Come dice Frontone, questo oratore del secondo secolo, noi invece di scegliere le parole ottime, le migliori e significanze che hanno un significato, scegliamo le parole che ci vengono incontro per strada. Sapete come dice lui? Verba ovvia. Sono le parole ovvie. Ovvia. È latino, ragazzi. È latino. Come ho detto l'altro giorno a un collega informatico, ci sono di questi informatici che hanno il monoteismo tecnologico, che credono di essere dei gran razionalisti, ma sono devoti al feticcio del che credono. È un anniversario dei classici, mi ha detto, ma i classici non servono a niente. Gli ho detto, tu quante volte scrivi al giorno la mail? Ha detto, ne scrivo a centinaia, io faccio l'informatico. E tu scrivi latino 100 volte al giorno al minimo. Come scrivo latino? Sì, dico, perché tu quando scrivi anche a me, e io rispetto il tuo sapere, perché qui sono in causa la pluralità dei linguaggi, gli ho detto, la cultura è una. Quando tu scrivi a ivano.gionigi@unibo.it, qua la chiocciola che cos'è? E dice et, è inglese, bel ignorante. Quell'et deriva dall'ad latino. Seneca scriveva le epistole ad Lucilium, Cicerone scriveva ad quintum fratum, tu scrivi a ivano.gionigi ad motaluogo presso il server di Unibo. È latino, mi dispiace per te, dal latino non ti libererai. Al di là delle battute, che però la dicono lunga, perché di fronte ad alcuni non abbiate paura di usare la cultura perché è intimidatoria. Con alcuni ignoranti bisogna usare la cultura, bisogna usare quella forza della cultura. Io ci provo, ogni tanto e qualche volta mi riesce, così stanno anche più tranquilli, un po' più calmi, perché degli ignoranti, arroganti non se ne può più. E poi qui è un problema non personale, è un problema del paese. Questo è un paese che ha pensieri mignoni, ha bisogno di pensieri lunghi, pensieri distesi. La parola, ma io sono un filologo, lei è un filologo, prima lui un altro collega, filologo vuol dire, ecco, filologo non è la questione, il mestiere di pochi sopravvissuti, un mestiere umbratile così, il filologo classico. Siamo tutti filologi. Filologo vuol dire colui che ama, che cura la parola. Perché siamo tutti filologi? Tutti perché? Perché Aristotele ha detto che l'unico animale che ha il logos è l'uomo, monon to zone e conton logon, è l'uomo, che ci distingue dalle bestie perché sono aloga, cito Aristotele, prive del logos. E allora se è il logos che ci distingue, il logos
Tutti dobbiamo averla a cuore, la parola, curarla, darle l'interpretazione giusta. Io nel libro lì ricordo questo misfatto di capovolgere maestri coi ministri, usiamo impropriamente, è vero, il maestro, colui che dovremmo venerare, che l'abbiamo sostituito col culto dei ministri, col servo, con quello che dovrebbe servirsi. Questo tutto così paradossale, la lingua che ci deve ricordare che noi occidentali, se non facciamo l'alleanza con l'Oriente, siamo destinati a tramontare, perché solo oggi la parola che ci rende più responsabili, forse anche più buoni, la parola che ci caratterizza, la parola. Il latino ci dà il vero significato delle parole, l'etimologia, perché è mater certa del nostro italiano. La parola, ha detto Aristotele, ci distingue dagli animali, tutti siamo filologi, dobbiamo avere a cuore, curare la parola. Io qualche patema ce l'ho, perché saranno i pensieri mignon di Twitter, sarà una sorta di autofagismo mediatico della notizia che inghiotte la notizia precedente, sarà una semplificazione mediatica, ma oggi siamo nell'impero rinnovato della retorica. In questo impero della retorica e della parola, ragazzi, i colpi di Stato oggi si fanno a suon di parole, non di armi. E il rischio che i cittadini della parola vengano mandati in esilio dai padroni del linguaggio. E allora riscopriamo la nostra caratteristica di essere tutti dei filologi, innamorati della parola. E sapete, uno quando si innamora della parola la usa bene, la usa raramente e usa soprattutto, sapete che cosa? La interrompe la parola col silenzio. Andate in qualche monastero, fareste una grande esperienza e lì capite il valore della parola, la parola. Nos vera vocabula rerum amisimus. E abbiamo bisogno oggi di recuperare questa capacità adamitica di Adamo di dare il nome alle cose, non sappiamo più come nominarle. Dare il nome alle cose, il vero nome alle cose. Dicevo prima scherzando, noi dobbiamo stare attenti perché c'è un uso mistificato delle parole. E dice Tucidide, andate a leggerle, una delle cause dello scoppio della guerra del Peloponneso è stato anche l'uso perverso delle parole. Hanno cambiato persino l'uso delle parole per i loro comodi, lo dice prima dello scoppio della guerra del Peloponneso. Le parole. Nell'Agricola di Tacito c'è questo passaggio da brivido, il depredare, il massacrare, il rapinare lo chiamano impero, e laddove hanno fatto il deserto lo chiamano pace. Questa accusa nell'Agricola contro la voracità imperialistica dei romani. Quel passaggio è stato poi caro ai movimenti pacifisti della guerra del Vietnam, è stato caro al presidente di un paese martoriato del Libano, Fuad Signora, che ha sbattuto in faccia a Condoleezza Rice nel 2006 quel passo di Tacito. E Fuad Signora ha citato di fronte a Condoleezza Rice: il depredare, il massacrare, il rapinare lo chiamano impero e laddove fanno il deserto lo chiamano pace. Ha avuto un bel coraggio Fuad Signora. E noi oggi abbiamo un uso disinvolto di parole, usiamo flessibilità ma si legge disoccupazione, scriviamo economia sommersa ma si legge lavoro nero. Si chiama intervento di pace, ma è guerra preventiva spesso. E poi l'ho detto prima, lo ripeto qui, c'è una parola che mi dà fastidio oggi, inventata, la parola trasparenza. A me piace la parola consistenza, non trasparenza. Se tu dici a uno sei trasparente lo offendi, è vero. La parola trasparenza, per la quale la dovete realizzare all'università, nelle scuole, tutta questa burocrazia, ogni giorno arriva una circolare per applicare la trasparenza. Mai parola fu più vetrosa e segno della cattiva coscienza di chi crede che la virtù si crea per decreto. Poi nei documenti ufficiali l'hanno chiamata open government, allora lì mi corre un brivido nella schiena, proprio l'uso delle parole, ma bisogna tornare all'uso delle parole, bisognerebbe imporre così un mese di silenzio a tutti. Io
Una volta, quando ero rettore, Alberto ha detto: vorrei fare un decreto per 48 ore, non scrivete email, non se ne può più. Perché questo, tu scrivi un'email, come diceva Umberto Eco, io ero testimone a Torino, milioni di imbecilli poi intervengono col rispondi a tutti. Per cui la tua parola da rettore vale come quella dell'ultimo coglione, scusate, hai capito? Tocca. Dopo diremo però, io non voglio criminalizzare la tecnologia, perché la tecnologia è una forma avanzata di conoscenza, è una delle parole più belle, perché deriva da tecne, che i latini traducevano con ars, e logos, quella parola. Vado veloce, la politica, la nobiltà della politica. Il latino ha creato la parola politica per eccellenza, la parola più bella, sentite come suona, res publica, la cosa, la proprietà, il patrimonio di tutti. C'è la res privata, ma quella ha un altro codice, altre norme, altre leggi, e guai a mescolarle come ha fatto questo paese, per cui si ritrova come si ritrova. Una delle cause è questa. La res pubblica. Di Cicerone cos'è la res pubblica? È la res populi. E cos'è il populus? Sentite qui. Il Presidente l'altro giorno l'ha ripreso questo punto dopo la relazione che ho fatto. C'è un populus repubblicano di Cicerone, quello che compare assieme a senatus populusque, è vero? Qualque che li accoppia, che sono sullo stesso piano, sono l'architrave della Repubblica Romana. Senatus populusque, che quel populus, dice Cicerone, che quel cetus, quel gruppo sociatus tenuto insieme dal consensus iuris e dalla comune utilitatis, dal diritto e dal bene comune. Poi invece un secolo dopo c'è un altro populus, è il popolo che conoscerà Seneca sotto Nerone. Che populus è quello dopo? Quello non è più il populus che riconosce il diritto e il populus che riconosce il bene comune, ma il populus che si accontenta delle frumentazioni del principe. È il populus corrotto e corruttore, è il populus che vuole consolazione e non verità. Nella fede, dice Seneca, è quel popolo che prova piacere nell'affidare il potere al turpe. Populus gaudet tradere fasces turpi. Così dicevano 2000 anni fa. E Cicerone cosa dice? La res publica la si realizza con la virtus. La virtus non è la povertà, la castità, l'obbedienza dei monaci e delle monache, no, la virtus è il valore, l'impegno politico. E l'usus maximus virtutis di Cicerone cos'è? La gubernatio civitatis, il governo della città, della res publica. E come finisce il suo trattato di Repubblica col sogno di Scipione? Chi sono quelli là? Nella Via Lattea, vestiti di bianco, in quel locus definitus in cielo, in quel paradiso. Chi sono quelli? Sono coloro che hanno fatto politica, perché la politica è l'arte più nobile. Certo, noi oggi dire che chi ha fatto politica, i politici, i governanti andranno in paradiso, ci fa qualche problema. Però, guardate, è un insegnamento che va raccolto, perché noi oggi siamo troppo arrendevoli al linguaggio facile, volgare e contro natura dell'antipolitica. Guai, guai, guai. Partecipate giovani alla politica, andate a votare, sbattetevi e sbattete. È fondamentale la politica, è l'arte più nobile, la politica. C'è un posto riservato, locus definitus in cielo. È vero che oggi siamo tutti, è vero, questo linguaggio contro la casta e l'esaltazione della società civile, pura, da una parte i politici amministratori cattivi, impuri, il male, e dall'altra i cittadini onesti, puri e bravi. Sapete cosa mi ha detto un mio amico che ha fatto il sindaco per tanti anni? Non è Massimo Cacciari, è un altro, Massimo lo citerò dopo. L'ex rettore di Torino, Castellani, che ha fatto il sindaco e il rettore e sindaco, e ha detto: vedi tutta questa mistica della società civile contro chi amministra? Sai, Ivano, cos'è la società civile tanto decantata? Spesso è quella feccia che incontriamo al condominio. Ecco, stiamo tutti un po' più tranquilli, meno manichei.
La terza cosa, la centralità del tempo. E qui vorrei rivolgermi a voi ragazzi. Voi oggi, grazie, questo è latino, cellulare, cellula da cella, scusate ma qui è il latino che torna. Grazie a questo oggettino qui, voi siete qui e ovunque. Voi oggi siete, grazie al www, alla grande rete immensa del mondo, siete planetari per lo spazio. Voi oggi, lì che nunche l'ubique coincidono, qui e ovunque, siete connessi, collegati, grazie a questo miracolo tecnologico. Benvenuto. Per cui conoscete il mondo molto più di me, di quando avevo la vostra età, di Alberto, di Maria Luisa, di tutti. Ma basta così? Va bene così? Va bene così? L'aveva detto Eliot, attenti. Io ho l'impressione spesso, l'ho detto a dei ragazzini delle terze medie, mi hanno invitato a parlare genitori e insegnanti per l'orientamento alle superiori. Questi ragazzini così comunicavano dalla prima alla seconda fila, dico ma cosa comunichi adesso? Aspetta la ricreazione, guarda la tua amichetta di cui magari ti innamori, guardala in faccia, nel volto e negli occhi. La vita non è tutto un faccia e un'interfaccia, non è tutto uno schermo scintillante che appiattisce tutto. Il volto, dove è finito il volto? Non dici mica intervolto. Un grande mezzo, grande potenzialità, nuovi stili, nuovi linguaggi. Deve essere una conquista che però non deve dismettere altre conquiste. E qual è l'altra conquista, l'altro bene accanto allo spazio? È il tempo. Ci aveva messo in guarda Eliot dal provincialismo di tempo, che è ben più grave del provincialismo di spazio, che è proprio di chi crede che la vita sia proprietà dei vivi solo, che le azioni di questo patrimonio, di questo capitale che è la vita, le azioni le deteniamo solo noi oggi in questo segmentino, no, le detengono i trapassati che viene dopo di noi. Il simbolo vero è quello della lampada, la lampadaforia che ci viene trasmessa di generazione in generazione e come dice Mahler, la tradizione non è la venerazione delle ceneri ma la salvaguardia del fuoco. Ci è stato consegnato un fuoco, lo dobbiamo alimentare e consegnarlo a chi viene dopo di noi. Questa è la responsabilità, il continuum. L'altro giorno, dopo vi leggerò un passaggio che ho detto proprio a questo proposito col Presidente. Vedete, oggi c'è un problema il problema lo riassumo così. Oggi c'è un problema come conciliare il notum col novum. Cos'è il novum oggi? Il novum non sono le novità delle proposte politiche che spesso non interessano né giovani né vecchi. Non è ciò che compare sulle copertine o nelle classifiche. Non è chi dice io sono il nuovo, sono discontinuo, o io sono originale. Ha detto Berenson che la discontinuità e la originalità è proprio degli incapaci. Quelle sono le novità, il nuovo. Cos'è oggi il nuovo? Novum cos'era per Roma? Nova era la terra degli Argonauti che andavano verso questa spedizione poi sacrilega e funesta. Novus era l'uomo che a Roma, la cui famiglia nessuno aveva riscoperto, le cariche pubbliche, aveva fatto un salto sociale. Nove erano le res, il messaggio di Lucrezio, che erano rivoluzionarie. Nova era la religio cristiana ritenuta illicita perché scardinava quell'altra. Novum nell'antichità è sempre qualcosa che caratterizza irreversibilmente il destino individuale e collettivo. Non sono le novità a cui ci accodiamo ogni giorno e che beviamo. Quelle sono le novità, quelle cronachette. Non è la storia. E oggi
Io ho segnalato l'altro giorno alla mia prolusione a Roma 2 esempi di fronte al Capo dello Stato di novum. Cos'è il novum oggi? Novum sono questi popoli che arrivano, questi barbari, tra virgolette, che non parlano la nostra lingua. Sono queste 2 rivoluzioni, la rivoluzione sociale di questi che arrivano e che ci dicono: cari europei, voi che avete una grande storia dovete fare, ci ricordano che dobbiamo fare i conti con la geografia e la demografia, e ci ricordano che noi occidentali, se non facciamo un'alleanza con loro che sorgono, orientali tramontiamo. L'aveva capito Costantino Cavafis, la poesia I barbari. Loro, peccato che se ne siano andati, potevano essere la soluzione. E l'altro novum oggi cos'è? È l'impero dei media digitali. È la rivoluzione, questo che porta nuovi saperi, nuove conoscenze, porta anche nuovi problemi. Avrei tante cose da dirvi, non so da dove prenderle, perché quando vedo voi giovani sono tanto felice quanto preoccupato. E questo oggi, allora, ricordare questo, comporre il notum col novum. Questo è l'impegno, la tradizione, la lezione dei maestri, dei classici, le risposte dei nostri padri, dei vostri padri, con le vostre domande. E trovare una casa ai lari. Il problema è oggi come fare coabitare, coesistere e pacificare le risposte dei padri che non bastano più con le vostre domande. Questo è il tema oggi. Lo spazio con il tempo, grande la responsabilità della politica, degli statisti e dei maestri, dell'università. Anche qui li chiamiamo leader e non più statisti, che è un segno anche questo di degenerazione del linguaggio. E il latino può dare un aiuto a questo senso del tempo, perché il latino è lingua temporale, impermeata sul verbo, come dice Baudelaire, angelo del movimento che dà spinta alla frase. Il latino ci tramanda una civiltà che dalla religione al diritto, alla lingua, all'arte, è tutta nel segno del tempo, segnata dal tempo. E il latino, si scrive latino ma si pronuncia scienze umane, humanities. E se alle tecnologie oggi è affidato la responsabilità di dare le risposte ai problemi urgenti, le humanities hanno questa proprietà. Alle tecnologie, alla scienza, l'onere dell'arsi rispondendo ai problemi di oggi, la risposta. Agli umanisti l'onere dell'arsi interrogandi, del porre domande, del ricapitolare il pensiero, le idee, gli snodi della storia, dire guarda che una volta c'era sto problema, vediamolo, interroghiamo il presente con questa rinascita, come hanno fatto gli umanisti, che da lì è sorta poi la grande scienza. L'ha detto anche Steve Jobs, abbiamo bisogno dell'ingegnere rinascimentale, abbiamo bisogno di coniugare la risposta dei tecnologi con le domande degli umanisti e spesso porre le domande giuste è più difficile e decisivo che non le risposte. Classici vuol dire humanities, latino vuol dire umani e latino vuol dire classici. Classici, e finisco, l'ha detto il caro Umberto Eco, sono quelli che ci allungano la vita. Classici, come dice Alfonso Trino, sono quelli che hanno scritto per noi. Comprate libri di quelli che hanno scritto per voi, non che hanno scritto per loro, per far cassa loro, per le loro nevrosi. Di quelle montagne di libri non rimarrà nulla. Leggete la Bibbia, leggete la tragedia greca, leggete il mio Lucrezia, Agostino, Shakespeare, Dante, Darwin. Poi smetto perché se poi leggete quelli dopo non leggete più niente, mandate in fallimento le case editrici e le librerie, quindi smetto. Ecco, leggete chi ha scritto per voi. E a chi dice che i classici sono a servizio del potere ha ben risposto l'amico Massimo Cacciari quando dice sentite come suona bene. Chi abbia letto una tragedia di Sofocle, una terzina dantesca o un verso della Ginestra potrà riconoscere i propri limiti e rispettare i valori altrui.
ma non obbedirà passivamente mai. Ma la più bella definizione di classico, sapete che l'ha dato Osip Mandelstam, è uno che non piaceva a Stalin e ha fatto una brutta fine. Grande commentatore di Dante, grande dantista, aveva capito tutto di Dante, dice Osip Mandelstam, cos'è classico? Chi è classico? Classico non è ciò che è già stato, classico è ciò che ancora ha da essere. Quando avete Lucrezio, Seneca, Agostino, lui è sempre uguale, ma diventa diverso quando voi lo interrogate. Idem et alius, avete diritto al vostro Lucrezio, al vostro Dante, al vostro Seneca, che deve ancora essere. Da questo punto di vista allora non solo le scienze e le tecnologie, ma anche i classici hanno il futuro nel sangue. Grazie. Grazie.